illimitata, che gli esseri umani hanno sfruttato le proprie sorelle e i propri fratelli e hanno saccheggiato la loro unica casa che abbiamo. Pertanto, per superare queste crisi si richiede nient'altro che un radicale rinnovamento spirituale. Riaffermiamo, a partire dalla nostra fede cristiana, che tale trasformazione deve essere fondata sull'imperativo biblico dell'opzione preferenziale di Dio per gli emarginati, la cosiddetta giustizia in campo biblico, non è giustizia in tribunale, è giustizia distributiva, e per la sacralità della creazione, la sostenibilità. Purtroppo, guardate, anche le chiese in Europa sono diventate parte di questo mercato, parte ormai integrante. Abbiamo messo il segno di croce su questo, quindi capite il tradimento anche da parte, io lo dico proprio come povero cristiano che sono, in quel Gesù di Nazareth che vi ricordo è stato crocifisso per favore dell'impero romano, e l'impero ci diceva sono schiavi e sopillatori dell'impero. Quindi capite da che tradizione vengo e viene in questa Chiesa e quello che dovrebbe essere il suo ruolo in tutto questo. Guardate quello mio epilogo per aiutarvi a coglierlo. Io volevo farvi semplicemente per chiedervi, ho detto che esiste poi un diritto pubblico europeo, ma la mia domanda è: esiste un diritto pubblico internazionale? È ancora più grave, secondo me. Guardate, viviamo in un mondo che nega il concetto di diritto, ma come facciamo ad accettare? A me piace chiamarlo, come chiamiamo a Napoli, o sistema, che non è solo la camorra, per favore, è un sistema. È un sistema che ammazza per fame, ammazza per guerre, ammazza il pianeta. E come facciamo a parlare di diritto dentro un contesto del genere? Ammazza per fame, ma com'è possibile accettare parlare di diritto in un contesto dove il 20%